Giandomenico Mazzoccato, scrittore, questa volta ti ho portato al tempietto Onigo a Pederoba, a poca distanza dalle opere pie di Onigo. Qui c'è una storia densa di sangue, ma anche di amore, ma anche molto forte e anche sociale. E sociale, molto forte dal punto di vista sociale. Qui possiamo parlare del delitto della contessa Onigo. Sì, che è anche il titolo del mio primo fortunatissimo romanzo. Allora, l'11 marzo del 1903, anno importante, Pio X Papa, i fratelli Wright spiccano per la prima volta il volo, si alzano da terra. Un pisnente di Trevignano, cioè un poveraccio di Trevignano, chiamato, come si diceva allora, a opera, a lavorare nei giardini della contessa Onigo, che sono i giardini che digradano verso il Sile sotto la chiesa di Sant'Andrea. E siamo a Treviso. E siamo in centro a Treviso. Uccide con 2 colpi di scure la sua padrona. Verrà processato esattamente un anno dopo a Venezia, dove il processo fu trasportato perché si temeva che a celebrarlo a Treviso il favore della gente tutta dalla parte di Bianchet, così si chiamava, Pietro Bianchet, avrebbe condizionato il processo. Fu un tragico errore, perché a Venezia ebbe una cassa di risonanza mondiale. Io ho trovato echi perfino su un giornale americano di questo processo, non so se mandò il corrispondente o meno. Ma siamo qui davanti al tempietto, parliamo della sepoltura. Teodolinda Onigo, Teodolinda Zenobia Onigo per essere esatti e completi, fu portata qui 3 giorni dopo il funerale. Fu messa in questo sacello. Arrivò verso sera e naturalmente per sistemare le cose si aspettò il mattino seguente. Il mattino seguente, questa è una testimonianza che ho raccolto, posso pensare che sia molto vera, le persone che vennero a sistemare il sacello trovarono lì sassi e tavole per impedire che l'anima della padrona, così la chiamavano, salisse al cielo. Era cattivissima, di una cattiveria, di una avarizia, di una micragnosità assolute. Nel 2014 con l'architetto Fiorenzo Bernardi abbiamo aperto questo sacello. Non è stata una riesumazione, sia chiaro, ma una sistemazione del sacello, cioè una cosa. Però questo ha implicato tirar fuori le bare e guardare lo stato di conservazione. Abbiamo risolto diversi enigmi che si era lasciata dietro la sepoltura di Teodolinda, che è con la madre Caterina e con il papà Guglielmo. Il primo di questi dubbi è un dubbio che riguarda una leggenda locale. Si dice che nelle notti di plenilunio su un cavallo bianco Linda, Teodolinda, viaggi su queste colline. Il cavallo bianco suo amatissimo era con lei? La gente diceva di sì, non c'è. Ma una questione importante è che ci sia lei. Tale era lo sdegno popolare, ho appena raccontato delle tavole e dei sassi nei suoi riguardi, che si dice che nei primi tempi, per evitare qualche sfregio da parte della gente, la sua bara fosse stata portata in una delle chiese qui circostanti, non si sa bene dove, non ho trovato testimonianze, è uscito il libro più di tanto, non ho seguito la cosa. Quindi l'avevano riportata ed era qui o non c'era? C'è. Ma il dilemma si è posto con il papà Guglielmo, che non c'era. Questa tomba in realtà è su 2 piani e l'architetto Fiorenzo Bernardi, mettendosi in bilico, ha sentito ballare una pietra. Ha tolto la pietra e sotto c'era anche il papà Guglielmo. Però c'è un giallo nel giallo. Ho detto che Pietro Bianchet staccò di netto la testa alla sua parona. Quindi la testa è, come dire, staccata dal corpo, anche nella sepoltura. Ma ciò che ha colpito è che il cranio presenta una resezione netta. Quel cranio è stato aperto.
In un primo tempo io ho pensato di dover correggere la dinamica proprio dell'atto di uccisione, che secondo il cronista del Gazzettino di allora consistette in un primo colpo che staccò quasi di netto la testa e un secondo colpo che ribadì e fece rotolare la testa distante. Ho pensato in un primo tempo che il secondo colpo in realtà avesse troncato il cranio proprio sopra gli occhi, sopra la fronte, a metà fronte. Ho fatto vedere le fotografie a un anatomopatologo che si occupa di questo tipo di ricostruzioni e mi ha detto assolutamente no, questa è una resezione, una apertura del cranio, della calotta cranica, durante l'esame autoptico. Qual è il giallo? Il giallo è questo, che dell'esame autoptico durante il processo, l'esame autoptico non è stato richiesto da nessuno e dell'esame stesso non è traccia nei 10 giorni, non ne parla nessuno e non porta alcun elemento alla fine del dibattimento. Allora qual è la tua conclusione, la tua ipotesi? La mia ipotesi, suffragata anche da persone che non riescono a dare una spiegazione alternativa, è che ci sia stato un anatomopatologo, credo anche di saperne il nome, ma non lo posso dire, che ha proceduto all'esame autoptico per avere la prova. Questi sono gli anni in cui Lombroso è stato il fondatore della medicina forense, un genio assoluto, ma è passato alla storia per questa idea balzana che il cranio delle persone è fatto in un certo modo a seconda di come queste persone, o viceversa, insomma, delle persone si comportano. Questo qui è stato, secondo me, e ne sono abbastanza sicuro perché oltretutto non trovo ipotesi alternative, un lombrosiano che voleva la prova della cattiveria di Linda Onigo prendendone in mano il cranio. Ho le fotografie, ho il film.